Qui vivevano intere famiglie, ma oggi restano solo le loro tracce. Nell'episodio di oggi andremo a visitare un rustico di origine settecentesca che rappresenta l'architettura rurale tipica della zona in cui si trova. Madonna, che botta di vegetazione! Ah sì. No, ragazzi, hanno chiuso la porta. Ah, no, hanno chiuso il buco. Non ci posso credere. Anche perché prima siamo stati al centro direzionale di Modena. Quello conosciuto nel mondo urbex come Alcatraz, e per chi fosse interessato sappiate che è chiuso perché hanno iniziato a lavorare. Ovviamente noi eravamo venuti per vedere quello e ciaone. Quindi poi abbiamo dirottato su questa casa di cui mi avevano dato un po' di informazioni gli amici Startup Urbex, che saluto, però appunto abbiamo trovato l'accesso chiuso. Adesso vediamo se riusciamo comunque a entrare in qualche maniera. E contrariamente a quello che ho detto prima, siamo riusciti a trovare un altro accesso, quindi siamo ufficialmente dentro la casa. Siamo tutti con le mascherine perché è pieno di piccioni, di cacca di piccione. Spero che si capisca bene lo stesso quello che diremo durante la visita e andiamo a vederla insieme. Ringrazio di nuovo gli amici di Startup Urbex, grandi ragazzi. Ci sono delle scritte fatte sulla polvere e eravamo qui e boh. E queste scritte fatte sullo specchio che non riesco a decifrare, quindi non saprei cosa ci possa essere scritto. No, c'è ancora, vedi, ci sono bicchieri. Appuntini da disegno. Sì. Ci sono bicchieri, tazzine. Ah sì, è vero. Qua c'è un cassetto. Aspetta perché ho le mani. Appoggio un attimo. No, vuoto. Vediamo anche questo per sicurezza. Vuoto. Allora, questo dà l'idea di essere un ufficio, perché questo è un tavolo tipo da ufficio. E infatti ci sono delle carte, atto di costituzione di servitù elettrodotto, però non so se si riferisce qua perché leggo Milano. Poi c'è, vediamo, progetto di lottizzazione, proprietari, è vuoto, perfetto. Madonna, aspetta che c'è il pavimento, mamma mia, delle agende del 3 gennaio, ma l'anno, volevo vedere, 1964, cioè pazzesco, c'è un po' di carte, guarda, scritta, bolla di consegna scritta a mano 14.464, avena. Avena sono prodotti per agricoli. Quindi probabilmente come pensavamo che c'è la parte fuori che è tutta diroccata, c'era l'azienda agricola e questa era la casa dei proprietari. C'è un'altra azienda lì, che belle tutte scritte a mano. Hai visto dietro di te? Il libro, cosa c'è dietro di me? La mega stufa. Adesso mi sposto un po' più in qua perché lì il pavimento va giù. Bella la stufa. Bella, bella. Sì. Comunque, guarda, è tutto lavorato, non avevo fatto caso. È tanto buio qua dentro. Sì. Un po' d'aria c'è ancora. Quella TV è fantastica, anche se è rotta, peccato.
Occio e piccioni. Madonna, è pieno di colombi, va. Vecchio. Poretto. Vai. Poi vabbè, allora questo era l'ingresso che doveva essere quello Sì. ufficiale, è stato chiuso. Però questa stanza è tutta affrescata, è rovinatissima, tutta affrescata. Hai visto che il soffitto è tutto lavorato in legno? Sì, molto bello. È che è proprio lasciata a Ascoltami, c'è marcire. un aspirapolvere lì. Dai Sì, la passatina che è un po' sì. impolverato. Cioè, la corrente... No, arriva ai cavi ma è scollegato. Ah, ok. Andiamo a vedere di qua, guarda che bello. Sì, sto piccione colombo, che cavolo è? C'è ancora il grattaformaggio. Chi è che c'è? Il grattaformaggio. Il grattaformaggio. Sì, la grattugia. Santa Teresa del Gesù Bambino. Io sono la prima bambina battezzata nella chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino. Lampadario. Pazzesco il lampadario. Cioè, è ancora perfetto. Aspetta. È ancora perfetto. Ci sono ancora lampadine? È solo impolverato. Bello però. Ah, c'è i centrini. Cioè, guarda, sono caduti, o qualcuno, non so, toccando li ha tirati giù, però ne ha messi qua, così non si... sono i pezzi del lampadario, ovviamente. Però ci sono ancora vari centrini, questi sono fatti a mano dalle nonne. Hai visto lo specchio? Che bello, quel No, disegno. non ho neanche visto. E ci sono delle firme, c'è Luca Urbex, hashtag Urbex NXX. Boh. Qua ce n'è un altro, ma non si legge più niente, si legge solo Urbex e non so cos'altro ci fosse scritto. Anche di qua è lavorato. Ah sì, e anche qua ci sono, a parte lo svasticone, esplorando l'abbandono. Ah, ma qua è pieno di carte anche. Le avevano prese da di là e portate di qua. Ufficio finanziamenti. Nota di pegno di lire, cosa? 2 milioni e 100 nel 48. Madonna. Mamma mia, Hai visto il sono bicchiere? vecchissimi. Hai visto il bicchiere di Il vino? bicchiere di vino. Adesso faccio un paio di scatti. Questa me la ricordo dal video di Startup. Che si sono spaventati quando l'ho vista. Piccolo sole. Bello sto posto. Mm, Entro di qua io, sì. Ragnatele che ci sono. C'era la caldaia. Ci hanno messo una candela, boh. Poi mettevano i formaggi qua, credo, e i salami. Bello Gasetta. Hai mai visto dietro di te? La caldaia? No, dietro di te. Ah, dietro di me? Porca miseria, quanto andava su? Sì. Cos'è una dispensa qua, mi sa? Formaggi. E vedi che ci sono dei fili qua, secondo me, per i salumi. Può essere. Ah, non credo sia una... No, Guarda un quanto setaccio. peso. Non credo sia una forma. No, questo è un Troppo piccola. setaccio. Un setaccio. Acqua depurata demineralizzata. Questa... Cos'è? La paglietta quella lì. Per pulire? Ah, quella per fare... Comunque. Sì, Steel wool. Comunque è entrato qualcun altro perché c'era una specie di chiave qua. Ah, la chiave gigante. Cioè, eccola qua. Guarda. Aperto. Chiuso. Queste sono le vecchie chiavi.
Questa anche che è venuto prima di noi l'ha trovata, si sono domandati cosa prima, ma boh. Questo è qualche capanno. Ma mi sembra un po' tanto grande per essere di un capanno. Andiamo a vedere il resto. Vabbè. Guarda che ci sono delle scritte. Le facciamo i conti. Sì. 130 più 47, 157. 94. 3, 3, 4. Basta, mi fermo a 157. Andiamo avanti. Guarda, me la tieni un secondino solo. Jimbo che scende. Non importa. Guarda. E poi, aspetta che copriamo. Guarda, tanti baci. Teresa Cesenatico 1967. Mamma mia. Bella vecchiotta, eh? Ah, sì. Dove era qua sopra? Ci sono le cucine di là. Grazie. È ora di pranzo, andiamo. Sono Benedetta Parodi, benvenuti nella mia cucina. Esatto. Questa era chiaramente la cucina, non c'è rimasto granché, però qualcosa. C'è un tostapane lì, Sì. ci sono delle cose, non. Cos'è zucchero questo? Zucchero o sale, boh. È tutto, guarda lo Scottex marcio, no, più uno chiuso ancora. E i pentolini della nonna. Sì, ma guarda qua, hai visto il lavandino in marmo? Scusa, questo non so che cosa mi ha perso e si è tutto solidificato qua. Ma cosa? Sto barattolo qua, vedi che è questo tutto verde. solidificato, però vorrei farti notare Ah, sotto, è vero. i ripiani della credenza in marmo. Ah, sì. Vedi che c'è tutto, Sì, devi togliere la luce del sole con questa boia. È una puzza, però i ripiani in marmo. Pazzesco. Guarda. Aiuto, niente. Guarda qua. Sì. Lavandino in marmo. Il lavandino in marmo. Lì c'è il fornello. Forno. Anche di qua c'è altra roba, vieni. Il frigorifero. Pangrattato. Qua sono ancora le stoviglie. Visto che qua sopra c'è il adesso lo riprendiamo. pasta verdure. Adesso lo riprendiamo. No, ma c'è il grembiule della signora appeso, guarda. Ah sì, non l'avevo neanche visto. Se fosse una tendina. No. La signora teneva i sacchetti sì. per la spesa. Ah, qua ci sono ancora i piatti. Questa è una specie di tinello, sì, tinello. Questo, lavatrice e questo sopra è un altro frigorifero. Però c'è il coso per friggere. È vero. Sì, un mini frigo è questo qua. No, questa lavatrice è vecchissima. Chissà di che anno è. Una Rex. Sapore di Marsiglia. I guanti da casalinga lasciati. La spugnetta. Poi c'è uno specchietto. Ciao. Vieni a vedere cosa ho visto. Sì. La pentolona. Così. Oddio. Ci sono i resti di pasta dentro o è pasta buttata là, non lo so. Non vado a toccare, francamente, per capire. Guarda qua cosa c'è. Ma aspetta, ma anche questo in marmo, anche il ripiano del tavolo. È vero? Guarda qui sopra. Ah, che carina le. Sì. Oddio, non mi viene come si chiamano questi cose. Le ricostruzioni. Guarda come ha ridotto le crepe. Mamma mia. Ma questa è stata la zona del terremoto del 2000, 12? Può essere. Vero? Andiamo a vedere il resto. Sì. Vabbè, classico. Cos'è quella roba? Cassa. Dove non lo vedo? Là dietro. Cassa. Quel libro. È il libro. Che schifo. È il libro. Porca miseria. Grazie, Nico, che guanti. Scusa. È il libro mastro. Sì, della casa, no? Vedi, entrate e uscite. Penso della casa. O dell'azienda.
Vabbè, a vedere le cifre forse dell'azienda. Conto frumento. Beh, no, sono... È conto frumento. Sì, Il conto però frumento azienda. è del 59, 3.523 lire. Sai quanti soldi erano? Sì, milioni. Guarda, aspetta. Ho letto... dov'era? Ah no, conto, avevo letto avanzo 300. Mamma mia. Guarda, no, della casa, burro, pagato, Essendo dentro qui. chili, No, l'avremmo no, fatto. è Abbiamo vero, è prodotto vero. burro. Burro comprato a... Per Boh. Vabbè. Ma questo è il bagnetto che dà sulla terra. Guarda che bello. Sì, interito, niente. Contatti argentati, garanzia 5 anni. Della Viticino. No, vabbè. Com'è? Fatica sul bagno. Sì, sapevo che era un bagno io. Ci sono ancora gli asciugamani. Ma se mollo la porta cosa succede? Niente. Super Soap. Oh cacchio. Ma cerchiamo di fare veloci. Ma che puzza c'è qua dentro? Ci sono delle camere da letto. Non camminare in mezzo. Sì. Ma è questo? Non so. È murato? Sì. Sì, avevamo fatto forse qualche Sì, è lavoro. murato, ma... Queste le camere da letto? Sì. Cosa? Dio, che spavento. Ah, la tenda che si muoveva. Cioè, quando sono venuti i ragazzi, sto baule era pieno. Era tutta qua la roba, amore. Vediamo se ci sono ancora le cinture da judo. Ma è chiuso? Forse non era qua, era Sì, nell'altra era qua. stanza. Era quello. Ah, ecco. Sono incastrato. C'è la Ci sono cintura di ancora le judo? cinture Sì. da judo? Sì. Eccole là, cintura gialla e cintura bianca. Fa vedere Nicolò. Allora, questa è la stanza da letto, Singola. singola. A parte le crepe spaventose che ci sono. Abbiamo visto prima nell'armadio, ci sono ancora le cinture da judo che avevamo visto nel Sì. video dei ragazzi startup. Beh, il Sì, pavimento si muove. il pavimento si muove tantissimo, cioè quando cammini si muovono le finestre, ma anche là sopra ci sono delle crepe pazzesche. Quindi finiamo a vedere, andiamo via. Sì, L'unica sì. cosa che noto nel video dei ragazzi c'era il baule tutto pieno di roba e penso che sia quella roba là, qualcuno l'ha tirata tutta fuori. Attenta che è un piccione morto. Oddio, a che destra. schifo. Ecco, e basta. Andiamo a vedere. Sì, volevo vedere che cos'era questa cosa sul letto. Mamma mia. Oh, ma in memoria. Questi sono i libri delle firme del funerale. Di qualcuno. Sì. Beh, questa è una stanza vuota. Cosa?
T'ho detto che io non ho senso dell'orientamento. Bello. Oddio, qua faccio? Oh, Sì, ma allora sei rincoglionito? vecchio, me li apriamo? No, è aperta a fianco. Ah, ok. Mm. Questa è la stanza matrimoniale. Sì, ora tu di centrini. Centrina della nonna e quelle non so cosa siano. Magari Se vestagli. lenzuola, il corredo, chi lo sa. Oh, Bello. cioè, madonna, sto piccione. È bellissimo, tutto lavorato. Ci sono ancora le mantovane, credo si chiamino mantovane, mi pare, Ah, queste sì. qua, Non ci avevo neanche fatto caso. che coprono le... Molto bello. Scusa, piccione, posso passare o mi caghi addosso? Una seggiolina minuscola. Chi è che sta facendo tutto sto casino? Io, Ah, scusa. Ok. schifo. No. Hai partorito, Dio? Bene, dai, Te l'ho contrariamente... storto. Vabbè, non importa, perché ho appoggiato la finestra con un'ape che ci gira intorno, bene. Ciao amici. Ok. Ecco, contrariamente a quello che sembrava all'inizio, siamo riusciti a visitare anche questa casa, che non so per quanto stare in piedi, perché come avrete visto, se avete visto tutto il video, Boia. ci sono delle crepe non indifferenti. Però dai, io sono contenta di averla vista e ho ancora qua la delusione del centro direzionale di Modena, come vi dicevo all'inizio, però vabbè, la mettiamo Vabbè, via. ringraziamo i tosi, dai. Ringraziamo di nuovo, Prego. ragazzi, ringraziamo a voi. Ringrazio ancora una volta, ringraziate anche voi ragazzi di Startup Urbex che ci hanno fatto conoscere questo posto, andate a seguirli. Grazie. E, chissà che... Grazie. chissà che una volta ci sia l'occasione di esplorare insieme. E intanto vi saluto perché non so che cosa faremo dopo, a parte andare a mangiare, perché Nicolò sta morendo di fame. Questi continuano a farsi i cazzi loro, intanto ma io il microfono, mi sentite me. Anch'io? Quindi intanto chiudo qui, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, iscrivete, abbonatevi, Patreon, tutto quello che volete, supportateci. OnlyFans anche. Supportateci e o al Ciao. prossimo video di oggi o della prossima volta. Ciao. Bye. Hi guys.